Emozioni di altri tempi quelle che si sono vissute stasera all'Unipol Domus, in una partita che il Cagliari poi ha vinto per 2-0, se vogliamo sull'onda anche di quelle che sono state le corde emotive che sono state toccate alla vigilia della partita. Una partita che arrivava dopo la nomina di Ranieri, che però non era nemmeno in tribuna, arriverà il 1 gennaio, e con l'esonero di Liverani, ma soprattutto dopo la scomparsa di Fabian O'Neill. È stato il modo per compattare la gente, per ritrovarla intorno allo stadio veramente unita, per far capire anche ai giocatori d'oggi cosa vuol dire essere amati dal pubblico cagliaritano. Veramente qualcosa di particolarmente emozionante nell'emozione triste della scomparsa del calciatore, ma contemporaneamente anche la verifica di quello che si può creare all'interno di un rapporto semplicemente calcistico tra un ragazzo che è un ragazzo come noi, che è un ragazzo normalissimo per come si comportava, sempre ai margini, forse somigliante a tantissimi ragazzi in difficoltà, che poi alla fine però con il suo calcio, con il calcio delizioso che ha portato e con lo spettacolo che ha concesso, si è legato a Cagliari in modo indissolubile. Il ricordo di Fabian O'Neill ha introdotto tanti di quei passaggi che nel tempo sono stati anche indicati come i possibili motivi di difficoltà, che ne so, dalla stessa musica Non poto reposare che si diceva che non portasse bene, dal braccio al lutto che si diceva che non portasse bene, dal minuto di silenzio che si diceva che non portasse bene. Invece tutto è ritornato nell'ambito del calcio, quel calcio che sulle corde emotive poi si fonda sulla serenità di chi lo interpreta, finisce per essere determinante. Chiaramente il Cagliari non ha fatto niente di diverso, niente di esaltante rispetto al recente passato, perché ha tanto da costruire in termini di gioco di squadra e in termini di valorizzazione dei singoli, ma lo ha fatto con serenità, con tranquillità, sentendo probabilmente anche la fiducia della gente e la possibilità che in futuro ci possa essere qualcosa di nuovo. Ed è così che si è arrivati fino al 65esimo senza che si riuscisse a sbloccare la situazione, ma con un gioco che è andato avanti nella costanza di rendimento per cercare di sradicare quello che era il dispositivo difensivo che il Cosenza aveva messo in campo. E i gol sono arrivati dopo i cambi, altro elemento nuovo, cambi che nessuno ha contestato, che un po' tutti hanno visto, niente di particolarmente nuovo, guidato da quel Fabio Pisacane che si è ritrovato all'improvviso a essere il padrone della panchina, visto le coliche renali e la febbre alta che hanno colto Roberto Muzzi, che non è riuscito ad essere lui il protagonista di questa serata. Il gol di Lapadula in coppia con Pavoletti, altro tabù che è stato sfatato, sul cross di Kurfalidis, assist quindi del giovane della Primavera, il gol di Lella, giocatore cresciuto nella Primavera, comunque comprato quando già era grandetto, partito poi per Olbia, piazzato dall'altra parte e ritornato per diventare protagonista quest'oggi. Insomma, tutto è sembrato funzionare alla perfezione anche rispetto a quelle che sono le linee che la società magari in un determinato momento ha pensato di poter interpretare. Ciò significa che probabilmente andare a fare le scelte giuste, quelle scelte di cuore che possono unire l'ambiente, sono dettagli che finiscono per essere determinanti nel momento della difficoltà. A Ranieri verrà consegnata una squadra che ha vinto per 2-0, che ha vinto bene, che ha gioito con il pubblico cagliaritano, che ha vissuto una giornata particolarmente emotiva. Insomma, ci sono tutte le condizioni perché ci sia stata veramente una svolta non solamente, anzi per ora non certamente tecnica e tattica, ma una svolta soprattutto di carattere emotivo e se vogliamo di legame, legato tra la società del Cagliari e quello che è il suo pubblico, a cui deve sempre rendere comunque conto. Il commento a caldo è giunto alla quinta edizione e quest'anno, oltre al web, ci potrai vedere anche in TV. In 5 anni tante aziende ci hanno scelto. Diventa anche tu partner del commento a caldo e segna un gol fondamentale per la tua azienda. Chiamaci o mandaci un messaggio WhatsApp al 335 699 16 93.